Sono arrivati ieri sera, sono già entrati in azione questa mattina le unità cinofile dei Carabinieri, appositamente arrivate a Favara dalla Toscana per proseguire le operazioni di ricerca di Marianna Bello, la giovane mamma di Favara dispersa dal 1° ottobre in conseguenza del nubifragio che si è abbattuto sull'Agrigentino. I cani molecolari addestrati per operare in situazioni estreme per la ricerca di persone disperse con gli istruttori dei Carabinieri sono arrivati a Favara in via Olanda nel campo base allestito per coordinare le ricerche. Da lì si sono spostati nel vallone per iniziare la loro opera. Contestualmente continua anche il lavoro del robot di AICA che con le sue sofisticate telecamere sta ispezionando la condotta fognaria che dal vallone conduce al depuratore. Non hanno mai smesso la loro azione di ricerca i vigili del fuoco, il personale della protezione civile regionale e del libero consorzio di Agrigento, i volontari che stanno setacciando palmo a palmo il canalone, il vallone e tutti gli anfratti del percorso che arriva a congiungersi con il fiume Naro. Per tutta la giornata di ieri sono anche entrate in azione le motovedette della Guardia Costiera di Porto Empedocle che hanno perlustrato il tratto di mare dalla foce del fiume Naro a Licata. Ma di Marianna fino ad ora nessuna traccia.